Benvenuti, oggi è lunedì 22 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:35, tramonta alle 20:48, la luna si leva alle 12:18 e cala all'1:03. Oggi si celebra San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. Il nome Tommaso ha origini aramaiche Taoma e porta con sé un significato curioso, gemello. Il 22 giugno è la giornata mondiale della foresta pluviale. Questi ecosistemi sono i polmoni verdi del nostro pianeta, essenziali per la produzione dell'ossigeno che respiriamo e per la regolamentazione del clima globale. Celebrare questa giornata significa infatti sensibilizzare l'umanità contro il disboscamento selvaggio, ricordandoci che proteggere le foreste pluviali è l'unico modo per garantire un futuro alla vita sulla Terra. Spegne oggi 54 candeline Emanuele Filiberto di Savoia. Nipote dell'ultimo re d'Italia, ha saputo reinventarsi come personaggio televisivo, vincendo Ballando con le stelle nel 2009 e partecipando a numerosi programmi di successo che lo hanno reso un volto familiare e pop del piccolo schermo. Festeggia 64 anni Joe Squillo. Dai palchi punk rock della Candeggina Gang fino al successo di Siamo donne, Joe è diventata un'icona del femminismo e della lotta contro la violenza sulle donne. Oltre alla musica è un volto noto della moda e dell'attivismo sociale in Italia. Infine oggi compie 77 anni la divina Meryl Streep. Leggenda assoluta di Hollywood, detiene il record di 21 candidature all'Oscar, portando a casa 3 statuette. Icona di talento e impegno civile, Meryl continua ad incantare le platee mondiali, schierandosi da sempre in prima linea per i diritti civili e della comunità LGBT. Il 22 giugno 1927 venivano messi in commercio i primi fotografi a moneta dalla AMI. Erano i nonni del moderno jukebox, mobili in legno che contenevano 12 dischi a 78 giri. Bastava inserire un gettone e far girare la manopola per far partire la magia della musica, trasformando per sempre i locali pubblici in spazi di condivisione sonora. Cosa fare se finisci nelle sabbie mobili? Niente panico, le sabbie mobili sono fluidi non newtoniani. La loro viscosità infatti cambia in base alla forza che applichi. Se ti muovi freneticamente, il fluido diventa solido e ti blocca. Se invece rimani calmo e ti muovi molto lentamente, la miscela si comporta come un liquido, permettendoti di galleggiare e di liberarti. È la stessa fisica che puoi testare a casa mescolando acqua e amido di mais. Buongiorno ai 12, la settimana inizia con una splendida luna in bilancia che tenterà di equilibrare un po' tutto lo zodiaco, un bellissimo cielo a diamante dove ogni pianeta forma degli aspetti. Ariete, per voi oggi è una giornata piena di connessioni e di ramificazioni. Vi sentite in connessione con tutto e proverete a sfruttare questo sia per migliorare la vostra vita lavorativa sia quella personale. La bella Venere del resto è dalla vostra parte. Toro, per voi il cielo si apre con una stagione che è tutta promettente di una ricarica di energia molto forte, ovvero il Sole è diventato di nuovo amico e Marte è ancora nei vostri segni zodiacali, un Toro che riprende le energie mentali, fisiche e soprattutto quelle passionali. Gemelli, per voi la settimana inizia con un Sole che ha abbandonato i vostri gradi zodiacali, non è più il vostro periodo, avete Urano adesso da gestire, il primo visitatore sarà Marte tra qualche settimana, ma Urano vuole ancora creare un po' di imprevisti e di possibilità nella vostra vita. Il trigono con la luna di oggi vi aiuta a stare bene con gli altri e con voi stessi. Cancro, la giornata di oggi inizia illuminando il vostro cielo zodiacale, il Sole è la vostra stagione, quella che per adesso sta trionfando, ancora Giove nei vostri gradi come anche Mercurio. Questa settimana sarà una settimana importantissima per decidere tante cose su cui costruirete un futuro. Leone, la bella Venere nei vostri gradi zodiacali forma 2 stupendi trigoni, uno con Saturno e con Nettuno, e vi aiuta a gestire al meglio le vostre nature zodiacali un po' pretenziose in amore e anche al lavoro, dove avete sempre più rispetto.
Vergine, per voi oggi il vostro cielo zodiacale vi impone di agire in una maniera determinata. Avete avuto tutto il fine settimana per incamerare dati e informazioni, ora dovete seguire. Bilancia, per voi oggi è una giornata con una luna nei vostri gradi che tenta di mettervi in connessione un po' con tutto lo zodiaco, cosa che non facevate da tempo perché vi siete un po' isolati. Adesso dovrete riprendere i vostri rapporti sociali e sentimentali. Scorpione, per voi oggi è una giornata con una luna che vi suggerisce un po' le battute. È una luna che vi porta delle sensazioni molto importanti e profonde, soprattutto con una Venere che tenta di farvi capire quali sono i rischi dell'amore. Sagittario, per voi oggi è una giornata buona, avete una luna amica, Venere in trigono è nella vostra direzione, gli appoggi di Plutone, i trigoni di Nettuno e Saturno, come promesso, sono finiti un po' i tempi un po' ansiogeni, rimarrà per il prossimo mese solo Marte, un fastidio, ma che durerà relativamente poco. Capricorno, per voi oggi è una giornata da luna in quadratura, qualcosa non vi quadra, eppure Saturno, il vostro pianeta, è molto ben messo in amore, del resto dialoga con Venere benissimo e riesce a trovare anche dei momenti molto importanti da vivere in intimità, tutto il resto oggi non conterà molto. Acquario, per voi oggi è una giornata in cui Plutone riesce a connettersi proprio con tutto lo zodiaco, dei giochi di rimando molto importanti e Venere è l'unica che non riuscirete a convincere proprio perché sta maturando per voi una storia d'amore che vi renderà felice. Pesci, per voi oggi è una giornata con una luna che smette di ansiarvi, è una luna che si sposta in bilancia, il cielo della Vergine è sgombro, non avete nulla contro, è un meraviglioso trigono con il sole d'acqua, fa trionfare la natura dei vostri segni zodiacali. Il 22 giugno 1983, una data che segna una ferita aperta nella storia d'Italia, la scomparsa di Emanuela Orlandi. La quindicenne cittadina vaticana sparì nel nulla dopo una lezione di musica a Roma. Tra inchieste, depistaggi e misteri che coinvolgono lo Stato e la Chiesa, il caso rimane ancora oggi, dopo 40 anni, uno dei più grandi gialli irrisolti della cronaca repubblicana. In inglese si dice "Curiosity killed the cat", la curiosità uccise il gatto. È un avvertimento contro il rischio di impicciarsi in affari altrui. In italiano usiamo un proverbio molto simile, sempre con un gatto protagonista. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, a indicare che chi tenta azioni segrete o proibite finisce prima o poi per essere scoperto. William Chester Minor, un uomo che, pur essendo internato in un manicomio criminale per omicidio, divenne uno dei più grandi collaboratori dell'Oxford English Dictionary. Nessuno sospettava che quel colto Dr. Minor, che inviava migliaia di schede lessicali perfette, fosse affetto da schizofrenia. La sua incredibile vita è stata portata al cinema da Sean Penn nel film Il professore e il pazzo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Quando ti trovi d'accordo con la maggioranza è il momento di fermarti e riflettere. Prendiamoci dunque un momento per riflettere e per non dare nulla per scontato. Io vi ringrazio per aver passato questa domenica con me e vi aspetto anche domani per iniziare assieme una nuova settimana con l'Almanacco. A presto e buona giornata dalla vostra Jaire.